Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Leonardo da Vinci e la musica antica saranno i protagonisti di questa nuova puntata di Veneto 1 con voi. Il legame che li unisce, il rapporto tra questi due elementi lo scopriremo tra pochissimo. Intanto ben ritrovati da Mattia Zanardo, ben ritrovato a chi ci segue sui 97 e 500 di Radio Veneto 1 e anche a chi ci guarda in video sui nostri canali social, e ben trovato soprattutto al nostro ospite, il maestro Stefano Trevisi. Buongiorno a voi. Maestro Stefano Trevisi, che tra le varie attività è il direttore, tra l'altro insomma un volto e voce ormai nota ai nostri ascoltatori, ai nostri spettatori più assidui, è stato più volte protagonista di nostri appuntamenti. Tra le sue tante attività, dicevo, è il direttore artistico della stagione concertistica, della stagione di musica antica in Casa Cozzi, questo progetto dedicato appunto alla musica antica dei secoli passati, promosso dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e da Alma Musica 433, che tra l'altro si svolge in molti dei suoi appuntamenti nella splendida cornice della chiesa di Sant'Eonisto, e il maestro Trevisi è qui con noi proprio in questa veste per presentarci il prossimo appuntamento della stagione, giovedì prossimo, giovedì 21, proprio alla chiesa di Sant'Eonisto, musiche per il bestiario di Leonardo da Vinci. Ecco, allora Stefano Trevisi, io le giro la domanda iniziale, perché voi insomma non avete voluto così fare una semplice dedica formale al grande Vinciano nel cinquecentenario della morte, ma avete costruito proprio un concerto, un evento, anzi uno spettacolo vero e proprio ispirato a Leonardo, alla sua opera. Sì, a 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. La nostra stagione quest'anno, arrivata alla 6ª edizione, si concentra sulla musica e la scienza. Leonardo è tante cose, è un artista, è un poeta, uno scrittore, un pittore, uno scienziato, un osservatore della natura, e quindi abbiamo deciso di dedicarci un concerto a questo bestiario, che è è una raccolta di favole e di osservazioni sugli animali conservate nel codice H, che è un codice che fu relazionato da Leonardo alla fine del 1400, all'interno del quale si raccontano le storie degli animali e dei loro caratteri. Era un uso e un costume del Medioevo quello di formare i bestiari, quindi descrivere animali reali e anche fantastici, che però loro percepivano comunque come animali reali, con le loro caratteristiche simboliche. Non solo le caratteristiche simboliche che potevano rappresentare, ma anche quei vizi e quelle virtù che si attribuivano agli uomini, che venivano attribuiti agli animali. Così fa Leonardo. Quindi, partendo da questo testo, insieme alla Riverdì, abbiamo pensato ad un percorso di musiche tra il 300, il 400 e il primissimo 500, che appunto permetta di essere una guida sul racconto che Leonardo svolge su questo mondo naturale, fondamentalmente, che lui osserva, che ha tante volte dipinto, anche ha schizzato nei suoi quaderni e nei suoi manoscritti. Quindi ci sono diciamo dei brani musicali, avete scelto dei brani musicali che si abbinino in qualche modo a alcuni degli animali proprio descritti da Leonardo. Sì, assolutamente. Dobbiamo precisare una cosa importante: Leonardo non ha mai scritto musica, o più precisamente non l'ha scritta così come noi siamo abituati a leggere la musica. L'ha inserita all'interno dei suoi quadri con le proporzioni matematiche che regolano le sue opere, che le rendono anche per questa ragione dei capolavori. Di lui abbiamo 3 enigmi musicali che ha tracciato sui bordi del codice atlantico, proprio segnando velocemente un pentagramma e creando dei piccoli rebus con le note. Questo è tutto quello che ci resta di Leonardo. Quello che invece abbiamo appunto realizzato è, come descrive lei, un percorso facendoci ispirare. Il Medioevo, come tutto il 400, raccoglie un gran numero di musiche dedicate agli animali, ispirate ai loro caratteri, e quindi a quelle ci siamo rivolte, cercandole e creando appunto per questa occasione un percorso del tutto nuovo. Lo
citava il maestro Trevisi, prima così en passant, introducendo questo appuntamento. Protagonista di questo concerto sarà l'ensemble La Reverdy. Lo dico io, ci sarà anche lo stesso Stefano Trevisi, lo stesso maestro Stefano Trevisi, sì, che l'hanno incastrato questa volta l'hanno incastrata, giustamente, così evitiamo qualsiasi conflitto di interesse. Lo dico io, che farà delle letture appunto di brani, di testi, quindi naturalmente di testi leonardeschi, e poi il piattoforte, insomma è chiaramente la musica, con questo ensemble che è specializzato proprio in musica appunto medievale. Sì, la Reverdy ha una storia di più di 30 anni di esperienza. Nacque come incontro di 4 amiche, 2 coppie di sorelle, e sconvolsero un po' i canoni della musica medievale 30 anni fa, perché erano estremamente giovani ed entrarono nel mondo della musica medievale e della musica antica in genere, che era un mondo che almeno in Italia era riservato quasi esclusivamente agli uomini e prevalentemente anche, come dire, âgé, piuttosto in là con l'età. Era una nicchia riservata a pochi e molto specifica. Claudia Caffagni e Livia, che ebbero l'idea di fondare Reverdy, invece decisero di intraprendere un nuovo percorso di ricerca sulla musica medievale, e fin dall'inizio della loro carriera sono subito state riconosciute in Europa come una delle cose più interessanti che l'Italia abbia prodotto nel mondo della musica antica, specificamente medievale. Dopo 30 anni Reverdy resta ancora forse il gruppo italiano di riferimento per la musica medievale per eccellenza, diretto da Claudia Caffagni, diciamo moralmente, perché il gruppo è estremamente democratico. Claudia Caffagni, che è stata ospite del nostro progetto Musica Antica in Casa Cozzi per un biennio specialistico di musica medievale che abbiamo realizzato con 16 studenti da tutto il mondo, e lei ormai da 30 anni conduce questo gruppo continuamente alla ricerca di repertori che sono scomparsi e che veramente con grande perizia e soprattutto con forza e continua ricerca porta alla luce e ripropone in dischi che sono sempre premiati. Recentemente è stato inciso l'ultimo disco di Reverdy proprio alla chiesa di Sant'Onisto, perché ne hanno apprezzato in particolar modo l'acustica, facendo un sopralluogo proprio per questo concerto. E sarà proprio Claudia Caffagni, la sorella Livia, più Elisabetta De Mirkovic, sono le 3 protagoniste in questa formazione. Poi anche la formazione di questo ensemble varia a seconda appunto delle occasioni, del repertorio previsto. In questo caso ci sarà questo trio. Esatto. Tra l'altro, maestro, ecco, è un elemento magari forse da profani, però se qualcuno conosce il liuto, forse del salterio si è sentito parlare, però verranno suonati degli strumenti, vedo sul programma la viella, la ribeca, ecco, che credo io e molti altri non abbiano nessuna idea di in cosa siano. Il Medioevo e il Rinascimento sono stati un'epoca in cui hanno veramente prodotto un gran numero di strumenti. Alcuni non sono durati 100 anni, penso ad esempio alla sinfonia, che è uno strumento che Reverdy porta spesso nei suoi concerti, ma non in questo, perché appunto rientra in uno spazio limitato della cronologia della musica antica. La viella è, potremmo dire molto genericamente, l'antenato del violino, quindi possiamo pensare ad una viola da braccio molto simile alla viola moderna, uno strumento un po' più grande del nostro violino moderno, generalmente a 4 o a 5 corde, chiaramente di budello, accordata con l'intonazione della viola per quarte, quindi era uno strumento è uno strumento molto affascinante e molto utilizzato anche nella musica sacra. È il classico violino che si può trovare dipinto, quello che noi chiamiamo in maniera profana violino, quando osserviamo un quadro del 500 o del 400, quello è sempre una viella. La ribecca invece è uno strumento ancora più specifico, perché è sempre uno strumento ad arco composto da 3 corde e viene scavato in un unico pezzo di legno, ed è una piccola viella che generalmente o si tiene sul braccio o si tiene sulla gamba. Solo 3 corde, un arco molto stretto. La ribecca, mentre la viella ha avuto i suoi sviluppi poi nelle viole e poi negli strumenti ad arco moderni, la ribecca è rimasta sempre identica a se stessa ed è approdata dalla musica antica alla musica popolare. Anche i popoli arabi, i popoli del Mediterraneo, del nostro bacino del Mediterraneo, hanno dei tipi di ribecche che chiamano rebab, e che quindi appartengono tutti alla stessa famiglia, di uno strumento molto semplice,
ha del suono molto suggestivo. E quindi questo è un ulteriore motivo di interesse, sì, anche per questo concerto, insomma, per riscoprire o scoprire, certo, alcuni anche di questi antichi strumenti. Tra l'altro, Stefano Trevisi, il 21 marzo è una giornata particolare anche per un altro motivo. Sì, per noi è il giorno di festa, per tutti coloro che fanno musica antica, perché è la giornata europea della musica antica. Come lo festeggiate allora, oltre che con questo concerto? Oltre che con il concerto della sera, durante la giornata incontreremo studenti delle scuole a Palazzo Bomben con delle lezioni concerto, e in questa lezione concerto racconteremo in alcune la storia di Leonardo da Vinci, musicista, in altre, cominciando già il giorno prima, la storia dei pellegrini che passavano attraverso la città di Treviso. Treviso era una città che stava all'interno delle vie di pellegrinaggio, e quindi faremo ascoltare loro musica, canteranno con noi, perché queste lezioni di concerto sono guidate da me e da altri musicisti, canteranno con noi, quindi hanno già i repertori in mano, i loro insegnanti li hanno fatti studiare a scuola, e quindi sarà un modo per condividere musica antica tutti insieme, così come è la volontà della Comunità Europea quando appunto 7 anni fa ha istituito questa giornata. È davvero un bel ponte, sì, generazionale, insomma, dal sì, Medioevo fino ai, sì, ai futuri musicisti, speriamo, perché no? Come diciamo noi, come dovrebbero dire tutti quelli che fanno musica antica, o quantomeno noi della Rete Rema, che questa giornata della musica antica la sostiene, per noi non è importante che i giovani ascoltino solo la musica antica, ma che sappiano che esista, perché questo fa parte del patrimonio della nostra Europa, fa parte del patrimonio della nostra cultura. Dimenticarla e farla dimenticare sarebbe un profondo delitto, ed è una responsabilità che non mi voglio assumere, per cui faccio di tutto perché la conoscano. E a proposito di musica antica, come dicevamo, anche questo concerto dedicato al bestiario di Leonardo si inserisce naturalmente nella stagione di musica antica in Casa Cozzi, come ricordavamo, portata avanti, organizzata dalla Fondazione Benetton e da Alma 433, che ha già vissuto questa stagione 2018-2019 un paio di appuntamenti, sì, il precedente tra l'altro sempre dedicato a Leonardo da Vinci, sì, e anche qui con uno strumento molto particolare. Esatto, la viola organista di Leonardo, che Leonardo ha appuntato nel Codice Atlantico, e che questo pianista polacco, Sławomir Zubricki, ha ricostruito, riuscendo anche a decodificare alcuni appunti di Leonardo all'interno del Codice Atlantico in riferimento al pedale di questa viola organista. Prima di Sławomir nessuno c'era riuscito, per cui nel concerto di febbraio chi è venuto a San Teonisto ha potuto ascoltare una cosa veramente rara, perché è uno strumento che Leonardo aveva nella sua testa, che non è riuscito a realizzare. Non sappiamo se perché non aveva la possibilità organologica di realizzarlo, oppure perché non gli interessasse fino in fondo, perché non pensò solo alla viola organista, ne ha pensati altri strumenti, ma mai realizzati. Comunque era un suono che lui aveva nella testa, aveva progettato la macchina perché lo riproducesse, quindi è stata una grande emozione poter riascoltare quel suono, e ha catturato tutti coloro che erano a San Teonisto. E poi ci sarà anche un ulteriore, sì, appuntamento per concludere questa edizione della stagione, appunto da inizio aprile. Qui, esatto, facciamo un altro salto, insomma, perché da Leonardo andiamo invece all'elettronica in qualche modo. Esattamente, perché ci sarà il concerto del 6 aprile dedicato a Galileo Galilei, quindi l'osservazione leonardesca che arriva all'opera di Galileo Galilei. Galileo che ha un forte legame con la musica antica, perché era figlio di un musicista, il quale fondò la Camerata dei Bardi, che è stata quell'evento all'interno della storia della musica antica italiana che ha dato un corso completamente nuovo alla musica antica, ed aveva anche un fratello liutista, mi uccideranno coloro che sanno che ho detto liutista, che scrisse il primo trattato italiano proprio sul liuto. Quindi Galileo Galilei non era un musicista, o meglio non sappiamo se suonasse qualcosa, sicuramente era circondato da una famiglia di musicisti. Questa particolarità rende la sua ricerca interessante, perché le osservazioni che Galileo, certo, va a realizzare, le osservazioni chiaramente astronomiche, hanno una riflessione anche sul suono, e questo è un punto di contatto molto forte che lui ha con Leonardo. In quel concerto del 6 aprile racconteremo questo. Il concerto si intitolerà L'occhio di Galileo, e ci sarà l'Accademia d'Arcadia, che è un'accademia milanese,
la quale è riuscita a realizzare una cosa che in Italia non si era mai vista, coniugare l'elettronica appunto con la musica antica. Per cui chi verrà a vedere quel concerto ascolterà un concerto di musica antica vero e proprio, però immerso all'interno di una installazione video che scorrerà lungo il corso del concerto, e quindi il pubblico potrà godere della musica e delle immagini video elettroniche che quella musica riesce a riprodurre. Un'esperienza sicuramente molto innovativa, Sì. originale, ma prima però torneremo a parlarne senza dubbio. Prima del 6 aprile invece però c'è l'appuntamento da non mancare, giovedì 21 marzo alle 21, la chiesa di Sant'Eunisto, in via San Nicolò, vicino al Tempio di San Nicolò a Treviso. Questo nuovo spazio, insomma, restaurato, risistemato da Luciano Benetton, dalla Fondazione Benetton. Davvero molto bello e un restauro meritorio davvero. Questo concerto, le musiche per il bestiario di Leonardo con l'ensemble La Reverdì, musica medievale ispirata appunto agli animali reali e fantastici di Leonardo da Vinci. Diamo anche i riferimenti. Allora, appunto, i biglietti costano 20 euro l'intero, poi ci sono tutte le varie riduzioni, soprattutto per gli studenti. Per gli studenti, appunto, fino a under 26, gli studenti, poi over 65. Anche con il bonus cultura a scuola è possibile acquistarli. E quindi, a proposito prima appunto di coinvolgere le nuove generazioni, ci sono tutte le agevolazioni per farlo. Sono acquistabili poi alla Fondazione Benetton e dalle ore 19 presso Sant'Eunisto oppure su Live Ticket. www.liveticket.it, come tutti questi siti appunto di prevendita, come qualsiasi concerto. Anche in questo caso, se magari uno non è di Treviso, non può farlo fisicamente, ce l'auguriamo. ha tutte le possibilità per prenotarsi. Ore 21, giovedì 21, quindi non c'è neanche problema di sbagliarsi in questo caso. Io intanto ringrazio il maestro Stefano Trevisi per averci presentato questo nuovo appuntamento della stagione concertistica musica antica in Casa Cozzi. Grazie a voi e ai vostri ascoltatori e a Radio Veneto 1, perché ha una sensibilità per la musica antica non solo lodevole ma veramente preziosa. Grazie anche da parte mia a tutti voi per averci seguito. L'invito naturalmente è con i prossimi appuntamenti con Veneto 1 con voi. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.